Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è mercoledì 16 marzo, siamo ormai a metà del mese e siamo a metà degli appuntamenti settimanali, che vi ricordo essere il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21:15 per non sbagliare orario fisso. Buonasera Michela. Vi ricordo anche un'altra cosa, mi raccomando, quando scrivete la domanda dovete indicare il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro su un argomento mirato e specifico. Se questo argomento, ovviamente potrebbe anche succedere, dovesse coinvolgere un'altra persona, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. E poi un'altra cosa, è importante che voi, dopo che avete messo la domanda, dal momento che è possibile che veniate selezionati per ottenere la risposta, restiate collegati perché l'interazione secondo me è fondamentale anche per eventuali chiarimenti che dovessi aver necessità di richiedervi durante la lettura. Benissimo, e poi ricordo appunto che trasmetto contemporaneamente da 3 canali, il canale YouTube, della sottoscritta, il canale YouTube del Marietto Veneziano e il gruppo, Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, il nostro gruppo Facebook. Mi raccomando, soprattutto se venite da Facebook, è importante che autorizziate StreamYard alla pubblicazione dei vostri commenti. In questo modo riusciamo a salutarvi o a rispondere alla vostra domanda, come ad esempio l'amico Giampi. Buonasera Giampi e grazie per aver scritto e per essere qui. Buonasera Michela, insomma, Marietto pensaci tu, perché io stavo facendo vedere che effettivamente Giampi deve aver fatto il passaggio di autorizzare StreamYard. Bene, ma prima di cominciare con le risposte, vi ricordo un po' alcune cose, così intanto aspettiamo anche che si colleghino altri amici e che compaiano altre domande. Noi siamo online, dico noi perché intendo sempre anche il Marietto, siamo online ormai dal 2015 con il sito www.ilcapitano.intervista.org, questa è la pagina, la home page, quella che vedete in sovraimpressione, quando entrate nel nostro sito appunto trovate questo. Il sito ormai divulga e raccoglie materiale di radionica come ho detto, dal 2015, da anni, e trovate appunto molte risorse gratuite girando nelle varie sezioni del sito. Dunque troverete raccolte dispense di radionica, queste dispense sono comunque ehm, correlate di piccole spiegazioni, gli approfondimenti li trovate nei nostri canali YouTube, nelle sezioni, nelle varie playlist. Trovate anche, come vedete in sovraimpressione, l'immagine di questa tabella di chiriologia, trovate anche dispense di chiriologia, se doveste essere appassionati delle linee della mano. Qui tra l'altro in sovraimpressione vedete come conteggiare più o meno la durata della vita in base appunto a quella linea evidenziata in nero nell'immagine in sovraimpressione. In questi tempi, se avete dubbi, se la sbandhiamo questa situazione della guerra, andiamo a guardare. Allora, a parte gli scherzi, nel sito, ecco, in sovraimpressione vedete il nostro ciondolo sefirotico, un talismano, oltre a essere un talismano cabalistico, è anche un talismano lavorato con la radionica e la radiestesia per diciamo applicazione di difesa come scudo, come protezione. Infatti sono stati caricati 9 programmi, 9 livelli di protezione diversa. E non solo, ovviamente ci sono altre funzioni di questo ciondolo per il riequilibrio dei corpi sottili, per il magnetismo umano, per rilasciare le emozioni represse, per allontanare persone sgradite, che questo comunque fa parte dei 9 livelli di protezione, ma anche un piccolo talismano di Giove. Dunque si presta veramente a 360 gradi e poi soprattutto è programmabile. Dunque in qualsiasi momento, anche a distanza di anni, voleste aggiungere uno o più programmi, non avrete che da contattarci. Il ciondolo comunque è descritto nel sito, nella sezione shop, dove trovate anche tutti gli altri nostri prodotti professionali, tra cui sigilli, come vedete in sovraimpressione questo è il sigillo di Marte, uno dei sigilli, sono 7,
Venere, Giove, cioè ce ne sono per ogni dominatore planetario perché effettivamente sono in grado, sono diversi e numerosi e possono dare una mano nelle varie, sezioni, diciamo così, della vita, nei vari ambiti e aspetti che, concorrono appunto alle nostre esperienze, al nostro benessere, alla nostra prosperità, alle relazioni con gli altri, all'intraprendenza, cioè ce n'è veramente uno per ogni. Dunque se intendete, correggere magari un quadro di nascita, un quadro natale un po' complesso con, aspetti planetari difficili o anche rafforzare qualcosa perché avete degli obiettivi in particolare, allora, un buon sistema, un buon metodo che lavora poi nel tempo. Il sigillo infatti una volta consacrato, influenza la persona con quelle che sono le intelligenze collegate al sigillo, che sono intelligenze a loro volta planetarie, dunque individuato qual è il sigillo più adatto a voi, questo una volta consacrato comincia a influenzarvi al pari degli astri al momento della vostra nascita. È come se andasse a riempire uno spazio magari deficitario di quello che sono gli influssi planetari e sono un ottimo correttivo che nel tempo diventano anche, cioè lo acquisite come se fosse vostro. Ma ovviamente non è l'unica cosa che, diciamo, possiamo mettere in atto come strategia per, promuovere miglioramenti, sblocchi, propiziare delle situazioni. Abbiamo al nostro arco anche la ritualistica e ritualistica di estrazione cabalistica, dunque, della tradizione ermetica, ermetico-cabalistica e della magia cerimoniale salomonica. Dunque sappiate che sono cose che, richiedono tempo, pazienza, richiedono profonda conoscenza anche di quello che sono le migliori influenze, le migliori intelligenze, planetarie da evocare, da chiamare in causa. Dunque, soprattutto è una cosa che è creata su misura, nel senso che si va sempre ad analizzare qual è la situazione sulla quale si deve intervenire o richiedete un intervento, da quali diciamo da quale insieme di circostanze si compone quella situazione, perché è difficile che si arrivi a un certo punto per un unico solo fattore, dunque magari c'è un insieme di ingredienti che generano le situazioni che andiamo a vivere, dunque valutato questo, valutato le persone coinvolte, si studia qual è il migliore intervento per la situazione. Ovviamente essendo intelligenze di natura superiore, difficilmente arrecano danno, anzi in genere magari impiegano più tempo a dare realizzazioni, ma sono cose stabili e che non danno colpi di ritorno. Questo è importantissimo che lo sappiate e che dunque quando vi rivolgete a questo tipo di interventi è sempre, come dire, per il massimo bene, ecco. Ovviamente esiste anche magia d'attacco, ma è quello un altro discorso. Allora, in sovraimpressione vedete anche i nostri protocolli, di riequilibrio, protocolli energetici, dunque andiamo a lavorare su quelle che sono le frequenze tramite la radiestesia attiva e si individuano anche qui quali sono gli aspetti che possono essere rettificati, neutralizzati se danno delle interferenze e poi ovviamente si reindicizzano tutte quelle che sono le forze e anche i campi elettromagnetici, elettrici, tutto quello che comunque compone la nostra realtà a livello energetico e che, deve essere reindicizzata sugli aspetti migliori. Ovviamente, ci sono vari step e vari livelli su cui si va a intervenire. Chiaro, sono riequilibri generali. Se volete poi invece interventi mirati, anche qui è sempre bene un consulto preliminare. Benissimo. Ricordo allora, prima di cominciare, che gli appuntamenti sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì, sempre alle 21:15. In sovraimpressione vedete anche il mio numero per eventuali consulti professionali, 20 €, 45 minuti. Benissimo, allora direi di cominciare con la prima domanda. Lori, buonasera. Intanto, Lori, ci sei? Sei presente?
sei collegata, perché come dicevo all'inizio, mi raccomando, è importante insomma che nel momento in cui, venite scelti, compartecipiate alla vostra lettura. Dunque Lori, prima di proseguire aspetto una tua conferma del fatto che tu sei rimasta insomma con noi, altrimenti passo alla prossima domanda. Perfetto Lori, benissimo. Allora cominciamo. Sei concentrata? Vediamo un po'. Allora, Lori, la domanda di Lori così che 28 settembre '64: "Posso sapere se vedi per me un matrimonio?" Okay, vediamo un po' cosa cosa ci dicono per te nella vita sentimentale, se arriva questo matrimonio nel prossimo periodo, vediamo un po'. Sì. Allora, vediamo Lori. Allora, ti sta facendo desiderare questa proposta, cioè, vediamo un po'. Sei cioè, se lo chiedi perché, convivi, hai un compagno, una persona con cui vedo ti sei ricongiunta in passato. Allora, ti aspetti questa proposta da qualcuno in particolare o chiedi per sapere se in futuro avverrà? Vediamo se mi risponde. Comunque, intanto direi di cominciare. Beh, sembra che tu abbia conosciuto comunque la persona giusta, così si direbbe a vedere nel passato. Dunque la comparsa di giustissimo con vivo, perfetto. Vedi che c'è la comparsa di quest'uomo, un uomo che è veramente arrivato, a pieno titolo. Questa è la linea del passato, dunque questo uomo importante con cui c'è stato fin da subito un sentimento molto molto forte. C'è qui, diciamo, qualche aspetto, non so se lui magari, ehm o per questioni di impegni suoi, o per alcune circostanze magari, ci ha messo un po', ecco, o c'è stato qualche situazione dove vi siete dovuti riavvicinare. Comunque questa persona c'è, è anche, indicato dalle sibille come il Gran Signore, come il Re di Cuori. Dunque, ecco, diciamo che la speranza c'è. E te lo aspetti. Diciamo che è possibile anche che più volte sia stato preso quest'argomento. Non so se, se tra l'altro ci puoi anche dare il nome di lui, perché questo, diciamo che quando riguarda anche qualche altra persona è sempre bene indicare anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. È vero che tu hai chiesto se ci sarà questo matrimonio, però, per vedere meglio, diciamo che anche la scia energetica di lui era importante. Fai comunque in tempo ad indicarla, eh. Ecco. Ecco perché ci sono delle difficoltà che si vedono nel passato. Allora, ne avete parlato tante volte, però ecco, c'è una situazione che a quanto pare vi mette in attesa. Io non la vedo ancora, sai, perché anche se lui volesse, vedi che c'è ancora il dispiacere legato alla proposta, al matrimonio, e anche cioè, nell'immediato prossimo periodo, ehm, c'è questa, come dire, eh, un pensiero, quasi rassegnato, anche perché la disgrazia, ti porterà sicuramente è una situazione, è talmente estenuante, proprio perché va avanti da tempo, proprio perché è una cosa che sogni, che desideri, che magari ecco, ti questa disgrazia insomma è un tracollo magari anche emotivo che puoi avere, o una discussione, perché magari vorresti che lui spingesse la situazione, di là, visto che hai detto che sta aspettando questo divorzio e vedi che
è come se tu non vedessi soluzione a questa cosa, no, però fondamentalmente è vero, hai ragione, il riconoscimento, ufficiale è tutto un altro discorso, anche perché, ecco, non è che ti voglio istigare, assolutamente, però è chiaro che se a lui dovesse, facendo 2.000.000 di corna, succedergli qualcosa, dopo 8 anni di convivenza, tu avresti comunque delle difficoltà a fronte di una moglie, Però allora c'è un margine probabilmente rivolgendosi a qualcuno che, possa dare un aiuto, una mano. E devo dirti che non so se a risolvere probabilmente questi blocchi, questi sospesi, okay, questo quello che si vede è che comunque, vedi che lui la proposta te la farà, te la farà. Io ancora non vedo ancora il matrimonio e probabilmente cerca in 1000 modi di farti capire che per lui sei sua moglie. Lo so che a livello ufficiale è tutta un'altra cosa, lo so benissimo, sono una donna anch'io, ti capisco perfettamente e arriverà questa proposta insieme a una notizia importante. Dunque è possibile che magari lui riesca, anche con l'intercessione di qualcuno, no, a fare un passo avanti rispetto al divorzio. Però è chiaro, ci sarebbe voluto il nome di lui, sarebbe il caso di magari in un consulto privato potremmo vedere come va la storia di là, e tante altre angolazioni della storia, okay? Eventualmente se vuoi ti aspetto in privato. Bene, allora Giampiero 7 settembre '74 e chiede se ci sarà ancora qualcosa con Sergio 10 dicembre del '77. Perfetto, vediamo. Giampiero e Sergio. Immagino che tu ci sia, vero Giampi? Allora, immagino di sì perché avevi anche scritto forse la domanda 2 volte, forse hai scritto anche qualche altro commento, dunque allora, okay, perfetto. Intanto aspetto Giampiero, perfetto, benissimo Giampi. Allora qui c'è stato un'intromissione, qualcuno che ha forse contribuito a causare, ehm, la vostra rottura, l'intromissione di una persona gelosa. Ora, la nemica non è necessariamente, detto che sia una figura femminile. Può essere di sì, può essere di no, può essere un uomo con una spiccata femminilità, oppure può essere semplicemente comunque una persona che interferendo ha causato grosse, difficoltà. Potrebbe aver interferito a parole, potrebbe aver comunque c'è qualcuno che ha minato o vi ha attaccato, okay? Ora, vediamo un po'. Mah, allora allora Giampiero, diciamo che, beh, c'è stato quello che si dice nel passato, un bel corteggiamento, un bel rapporto, anche piuttosto intimo, vi siete sentiti molto vicini, molto uniti. E non so, qua quando viene fuori questa carta normalmente mi parla di persone che comunque vivono lontano o sono distanti, cioè non proprio nella stessa città, potrebbe essere anche una persona che ha origini, non so, di un'altra regione e si viene a trovare lì, cioè comunque è, una carta anche di passione. Dunque diciamo che c'è stato, un rapporto abbastanza coinvolgente. Ora, il sacerdote parla di persone più grandi o uomini cioè un uomo molto molto più grande, no, con uno scarto di età di un
12 chilometri, beh, non è proprio tantissimo. Diciamo che allora è la passione. Vabbè, mettiamola così. Oppure una forma di instabilità, Mhmm, ehm, sono cambiamenti repentini anche. Comunque, qui c'è una cosa: allora, o ci sono stati particolari giudizi, dunque cose un po' dure, un po' rigide, ma anche come fosse una sentenza, no, un qualcuno che sentenzia, ma può anche indicare che questa freddezza, una freddezza che è calata, no, a dispetto della passione, dà da pensare e qui c'è, come dire, c'è un comportamento volutamente manipolatorio. Considera che il mercante si muove solo per un interesse o un vantaggio personale. L'artista cerca gratificazioni, normalmente è il narcisista, dunque, può essere che uno dei 2 abbia giudicato l'altro un poco affidabile, potremmo anche dire una cosa del genere, o che ci sia, come dire, in questo momento una valutazione in corso, se conviene o no rifarsi vivi. Di fatto, non la vedo tanto, non nell'immediato. Le carte che seguono sono troppo pesanti per dare un sì, okay? Abbiamo il viaggio, la vecchia signora e la prigione, dunque potrebbe indicare un ripiegare su un ex, su una vecchia conoscenza, e oppure bloccarsi proprio a seguito di questo cambio di atteggiamento. Dunque nel prossimo periodo non lo vedo tornare sui suoi passi e addirittura morte, disgrazia, fedeltà, insomma. Ecco, non c'è questa cosa nell'immediato. Però non mi sento nemmeno di dire che non ci sarà più, perché guarda, speranza, maggiori preziosi, amore messaggero. Allora qui inquadrano un tempo di che tipo? Con speranza o maggiori preziosi mi viene da dirti a ridosso di una festa, di un qualcosa, potrebbe essere, una festa da calendario, oppure un compleanno, qualcosa di piacevole, capito? Di piacevole che diventa un'occasione e ho la sensazione che comunque si rifarà vivo, perché amore messaggero, sembra dare quest'indicazione. Ma se non dovesse essere lui, sebbene sia la persona per la quale mi stai chiedendo, potrebbe anche indicare l'arrivo di una persona nuova, di una persona veramente interessante, amore messaggero, di un qualcosa insomma che che parte già bene e che ha le premesse di poter essere costruito un rapporto nel tempo. Attenzione, sempre a ridosso di un periodo, allora magari potrebbe essere una conoscenza, per esempio, nel periodo estivo, che seppur nasca così, in modo quasi superficiale o allegro o spensierato, comunque ha tutto il margine di diventare qualcosa di più. Dunque, io con lui la vedo un po' pesante la situazione, anche se chiude con questa, ma cavoli, questo tris non è che proprio allegria, eh. Dunque, lui è molto bloccato su cose, non so, gioca, secondo me un po', si nasconde un po', insomma il narcisista, a meno che lui non attribuisca questo a te, e cioè ti giudichi così, allora è lui che sta avendo questi comportamenti e di fatto c'è un ripiegare verso un'altra persona. Ehm, Però per te, se non è lui che in un periodo spensierato si farà di nuovo sentire, comunque arriva qualcosa di molto interessante. Allora, grazie Marina, grazie. Allora, Crystal rosa, a questo punto chiediamo a Crystal se, è collegata. Ci sei Crystal? Che poi si chiama Valentina. Valentina? Ci sei? Vediamo se risponde, altrimenti passiamo. Ehm, Giampi,
non ne sono sicurissima. Se ti ho dato quella seconda versione è perché ho un po' la mia sensazione che in realtà, è più facile che sia una persona nuova. Allora, okay, Crystal c'è. Allora, è un periodo un po' particolare in generale. Vorrei sapere come vedi il prossimo periodo. Grazie mille. Allora, Crystal, purtroppo ho bisogno che tu sia un pochino più specifica perché è veramente troppo generica questa domanda e rischio di non riuscire, come dire, a interpretare nel modo più appropriato. Prego, Giampi, la tua domanda. Dammi un'indicazione di quale ambito della tua vita vuoi che io guardi per il prossimo periodo? Il lavoro, perfetto. Okayissimo. Allora Valentina, 14 aprile '86, vediamo un pochino. Vediamo com'è il lavoro nel prossimo periodo. Tu attualmente stai lavorando? Se lavori cosa fai? Mh. O sei in cerca, stai mandando curriculum? Perché, sì, lavori, ma sei magari anche in cerca, non lo so perché sai, sembra o stai mandando curriculum e stai cercando o ti preoccupano certe voci, certe notizie che ti arrivano, c'è un po' di pensiero. Lavori nel sanitario, okay. Allora aspetta, no, è così. Mh. Allora, ma, senti, ma tu, sei di ruolo nel senso sei fissa nel sanitario, oppure appartieni a una cooperativa che lavora nel sanitario? Ehm, è un po' generico, ma se mi dai un'indicazione in più, perché qui si vedono delle cose come se ci fosse un'aspettativa nel passato, okay, nel sanitario, fissa, okay, benissimo. Allora, dunque falsità conversazione. Qui mette un accento su un lavoro di gruppo o comunque tra l'ambiente delle colleghe, una qualche situazione un po', ecco, precaria o di ansia, di preoccupazione, poca chiarezza, potrebbero anche essere, come dire, cose dette, no, non completamente autentiche e che però causano dispiacere. C'è qualcosa, nel passato e ovviamente c'è la speranza di qualche notizia più bella, importante. Questa è un po' l'indicazione del passato. In questo momento, anche se, se sembra dalla tua domanda che tu sia un po' impensierita, in realtà è un momento molto bello per te. L'amante, gran signore, stanza e meneo, sembra che ti verrà proposto a breve o che ci sia in ballo una proposta che potrebbe anche essere una piccola promozione, o magari è un qualcosa, che ne so, una nuova attribuzione, non è un cambio, ma è un miglioramento. Questo generalmente poi tu sei già fissa e dunque può essere solo un ulteriore miglioramento. Se fossi ancora a tempo determinato, ti direi: ti propongono un contratto. Qui dunque c'è una persona che ti ha preso a ben volere, potrebbe essere un tuo superiore, potrebbe essere un dottore, qualcuno che, ti vuole vicino a sé o che comunque ti vuole dare un'occasione, qualcosa di più, va bene? Ora, è chiaro che questo suscita e susciterà parecchie invidie, sappilo. Invidie, competizioni e soprattutto una donna ti terrà estremamente d'occhio. Io non so se
ti aspettassi queste risposte dalla domanda che hai fatto, però attenta perché effettivamente ci sarà una persona, una tua collega, probabilmente madre di famiglia, potremmo inquadrarla in un'età 35, 45, 50 anni massimo, okay, e potrebbe diventare gelosa di questo riconoscimento che ti viene fatto. Comunque, ehm, ammalato, gran consolazione, malinconia, diciamo che, ci saranno poi delle apprensioni. Ora, a cosa siano dovute non si capisce se poi sia questa rivalità a stancarti poi, ma non lo escludo perché, è raro che saltino di palo in frasca. Qualcosina deve innescare questa situazione e magari l'idea di essere continuamente seguita o, controllata o, s cioè non dico il mobbing, okay, ma magari ci si andrà vicino e dunque ti vedo un po' infelice, quasi quasi non questo riconoscimento, questo miglioramento che sta per arrivare o che è imminente, ti causerà, delle difficoltà in più, okay? Sì, riconoscimento probabilmente anche economico, non grandissimo, ma qualcosa ci sarà che però ti porta un sacco di nuovi pensieri. Vedi? L'invidia, le chiacchiere alle tue spalle, alla fine o cambi proprio reparto, potrebbe anche essere questo, o comunque, ammesso che effettivamente stiano dicendo queste cose, c'è comunque la possibilità di una qualche di un qualche scambio o diverbio proprio, un po' agitato, perché qualcuno farà girare delle voci sul tuo conto, oppure dirà qualcosa che non è vero, magari ti attribuiscono una relazione con quella persona, oppure, boh, qualsiasi altra cosa, però ti vedo poi muoverti, verso una direzione a te più confacente, okay, dunque tutto sommato, per te, per il lavoro non vedo poi alla fine cioè queste problematiche sono problematiche, che si riscontrano spesso negli ambienti lavorativi, soprattutto dove, magari qualcuno voleva il posto che danno poi a te. Perché io questo vedo, secondo me, nel prossimo periodo, in qualche modo farai un piccolo avanzamento, okay, poi certo possono esserci problemi o pensieri o preoccupazioni che sono più grandi delle chiacchiere di una collega frustrata, però, si assommano a quello che possono essere anche altre preoccupazioni per quello che è il periodo. Di fatto però non ti vedo in grosse crisi, okay, niente di particolarmente pesante. Sembrano più problemi causati da altri che non quello che avrai tu direttamente. Benissimo, e questo è il segnale, le luci del teatro che sta per calare il sipario, dunque vi ricordo l'appuntamento di venerdì dopo la diretta, tra l'altro ci occuperemo dei riequilibri radiestesici. Vi ricordo comunque 21:15. Che dirvi? Grazie per aver partecipato, vi aspetto se volete nel privato, altrimenti alla prossima